Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati e bentornate amici e amiche da Marco, pronti quest'oggi per un gradito ritorno. Si parla di psicologia, si ritorna a parlare di psicologia grazie a Giusy La Barbera, ovviamente psicologa, che è venuta a rinnovare il suo appuntamento qui con noi per una questione legata all'inserimento di una persona in casa. Ora, prima di entrare già subito all'interesse di quello che potrebbe essere un bel passo nei confronti di questo bel tema, facciamo qualche piccolo step behind per capire chi è la mia protagonista, anche per riaggiornare un po' la nostra situazione di incontro. Ma prima di cominciare, as always, vi invito come sempre a visitare le nostre pagine social. Buona navigazione a tutti quanti voi. Per noi invece Giusy, un buon ritorno, ciao, bentornata. Grazie. Ok, ciao allora Marco, facciamo così. buongiorno a tutti. Altrettanto buongiorno anche per chi giustamente è ancora lì che sta seguendo questo tuo intercalare, questi tuoi appuntamenti a cadenza regolare qui da noi. Sì. Facciamo un po' un flashback, un sottile flashback su quella che è la tua figura professionale. Giusy La Barbera è psicologa, ma per arrivare a parlare dell'inserimento di una persona in casa, Sì. che tipo di psicologa ti descriveresti? Allora, bella domanda, si parte proprio sì. a bomba, ok. Ok. Allora, sono una psicologa esperta in psicologia dell'invecchiamento Sì. e per 10 anni sono stata responsabile di un centro servizi di assistenza domiciliare. Ok. Per cui per tanti anni ho selezionato il personale che va in casa delle persone anziane. Sì. E quindi proprio l'inserimento in casa di una persona è uno dei temi più delicati per le famiglie. Ok, fantastico. Perché, Allora, sì, sì. cominciamo proprio con le dinamiche di come avviene tutto quanto l'incontro. Da dove Sì. si parte? Si parte appunto dalla richiesta da parte del figlio o della figlia che mi chiede una badante per la esempio. mamma o per il papà. Ok, perfetto. Mi arrivano spesso delle mail con una richiesta, cioè capire come mai la mamma o il papà rifiuta la badante. Ok. Che è stata messa in casa un po' all'improvviso, diciamo. E infatti volevo leggere brevemente Sì, una prego. mail che mi è arrivata Certo, fai pure. da un certo Marco, Ok, tuo benissimo. omonimo, Ok. dove mi ha scritto questo Marco: buongiorno dottoressa, vorrei un consiglio. Mia mamma ha 87 anni, rifiuta la badante che le ho messo in casa. In casa è un litigio continuo. Una settimana fa appunto è arrivata questa badante, ieri poi ne ho presentata un'altra, l'ha fatta scappare, io lavoro tutto il giorno, non posso più stare dietro a lei. Ora sono bloccato con la schiena, ne ho parlato col mio fisioterapista che mi ha consigliato di chiedere aiuto a lei, dottoressa. Mia mamma ha bisogno di qualcuno, non può più stare sola. Ok, perfetto, direi situazione decisamente critica. Vediamo un po' critica. passo passo come arrivare a risolverla. Sì, Ok. infatti. E appunto cosa succede? Che c'è il bisogno della mamma di essere supervisionata, assistita nelle varie faccende di casa, però la mamma rifiuta. Quindi c'è un lavoro da parte dei figli a gradini, è Sì, un lavoro certo. molto paziente, Certo. in cui bisogna fare un po' oggi ci provo, lo dico, magari inserisco una persona a ore per le pulizie, Ok, perfetto. poi inserisco una per le mattine, qualche ora in più, Ok. fino ad arrivare a quello che è l'obiettivo della badante. Ok. Però in maniera molto graduale. Certo. Non così A metto piccole in dosi casa, si può dire così, ok, perfetto. Sì. Ma anche da un punto di vista di dialogo tra i figli e i genitori, quali termini potrebbero essere messi in campo, Giusy? Perché è chiaro, da una parte c'è un'intenzione, immagino, correggimi se sbaglio, impellente di risolvere una criticità. Esatto. Dall'altra chiaramente può essere, ed è legittimo forse magari pensarlo a primo acchitto, uno spauracchio, uno spavento per qualcuno che arriva subito a sorpresa e che non ci aspettiamo è in casa nostra. Sì, Ok. un'estranea in casa, poi appunto la badante di solito è straniera, quindi e ha una sua camera. Dopo 3 mesi ha diritto anche alla residenza, Certo. quindi una persona anziana si ritrova in una situazione del genere dall'oggi a domani. Certo. Se ci mettiamo nei suoi panni, effettivamente Certo. capisco anche i figli che sono stressati da una situazione del genere, soprattutto questo Marco che vive in casa con la mamma di 87 anni, lavora Chiaro. tutto il giorno e vorrebbe che la mamma fosse tranquilla, Sì, fosse più serena, insomma, in questo, certo, però certo. appunto c'è questo equilibrio delicato da trovare. Chiaro. Secondo te sarebbe giusto, per esempio, in un dialogo simile, intimo, domestico, arrivare ad affrontare degli aneddoti
a raccontare magari quello che è successo ad altri, non dico inventarseli di sana pianta, ma attingere a qualche situazione che magari è capitata di simile ad altre famiglie che ha portato ad un risultato. Sì, sicuramente, perché spesso i figli mi dicono che si sentono soli, non sanno a chi rivolgersi, non sanno a chi chiedere, c'è questa sensazione di brancolare nel buio, un'estrema solitudine. Ok, certo. Quindi sì, sapere che un'altra persona, un altro figlio ha fatto in quel modo, è riuscito a risolvere, alleggerisce questo peso. Chiaro, e in questo caso tu arrivi ad intervenire separatamente in una condizione simile, cioè ti puoi dedicare in un momento apposta, peculiare, con il figlio e dall'altra parte con la madre per capire di stemperare forse un po' gli animi, mi viene da dirlo così, insomma. Sì, il mio ruolo è quello di mediare in qualche modo, Ok. Quindi da una parte i figli che vorrebbero risolvere i problemi ai genitori, dall'altra però i genitori che dicono ma io quella non la voglio, mi sento prigioniera in casa, si è presa le mie cose, perché poi la badante spesso prende la camera di uno dei figli, la camera di quando i figli sembra un po' un piccoli. impostore, insomma, che entra in casa. Per cui io mi trovo, proprio il mio ruolo è mediare, sto al centro e cerco di trovare un equilibrio, perché proprio il tema dell'equilibrio da trovare emerge spesso. Ok, tempistiche, ne hai già anticipato un po' prima anche la risposta, ma si possono già dare in qualche modo quanto è possibile aspettare o aspettarsi prima di metabolizzare questo cambiamento, Giusy? Grazie per le domande, sì, ok. Certo. No, sono cose delicate, giusto? Una volta che comunque si arriva al successo è una vittoria per tutta la famiglia, immagino. Sì, perché la famiglia che vince è la famiglia unita. Solo che in queste problematiche la famiglia si disgrega spesso. Chiaro. Quindi si rompono tutti gli equilibri che c'erano prima. Certo. E in realtà dobbiamo fare in modo che i rapporti rimangano saldi. Chiaro. Una cosa che mi manca, che mi sfugge, dimmi se sono focalizzato su questo. C'è un altro personaggio in campo da mettere a discussione, la badante in sé. Sì. Nel senso che comunque in sé per sé, sì, lei viene a fare il suo lavoro, ma vuoi o non vuoi diventerà parte della famiglia, quindi è coinvolta nel dialogo. Che cosa si fa? Anche là la figura va formata, la badante va formata, infatti faccio un tutoraggio individuale sulla badante, anche solo il dare del lei alla persona che andrà ad assistere è fondamentale, perché se la badante arriva e dice ciao nonnina e accarezza la signora, il rispetto, il garantire la dignità, questo è fondamentale. Certo. A tuo avviso le agenzie per badanti già forniscono questo genere di strumenti, nel senso che magari hanno delle collaborazioni in essere con figure come la tua per sensibilizzare? È sempre più necessario, quindi appunto io faccio consulenze per alcune agenzie ed altri miei colleghi appunto iniziano a fare delle consulenze, è sempre più importante, perché altrimenti l'agenzia diciamo che trova una badante ma poi va fatto tutta la visita domiciliare, l'inserimento va fatto nella maniera corretta, perché sembrano dei momenti di perdita di tempo, questi momenti iniziali in realtà sono fondamentali per non rischiare di cambiarne una dietro l'altra. Stanno alla base, che diventerebbe forse ancora più controproducente in vista di una serenità domiciliare. E questo sarebbe l'argomento del prossimo. Ma non spoileriamo troppo, altrimenti già ci divertiamo come stiamo facendo adesso. Senti, sempre un attimo un focus sulle badanti. Quando hai avuto modo di fare questi periodi di formazione, ci sono delle domande ricorrenti che ti senti rivolgere anche per una questione di incognita? Come c'è un'incognita da una parte, c'è un'incognita anche da quell'altra. Che cosa si aspettano queste future protagoniste di una famiglia che non è la loro e chi lo diventerà? Si aspettano un supporto, cioè non vogliono essere dei pacchi postali appunto che messe in una famiglia, vogliono conoscere prima chi sarà la persona che andranno ad assistere. Certo. Vogliono essere comprese in qualche modo. Quindi c'è questa triade di cura, quindi da una parte l'anziano da assistere, da una parte il figlio o la figlia, a volte anche il nipote se non c'è il figlio, e appunto la badante. E
le figure come la mia sono il quarto Sì, un elemento. ponte, sì, certo. Sì. Senti, consigli ai nostri microfoni per i futuri figli che magari si troveranno in situazioni come queste. Chiaramente possiamo dirci, potremmo essere tutti quanti coinvolti un giorno magari. Esatto. Cosa non dire ai propri genitori per rincarare la dose, per ampliare questa spaccatura? Sì, evitare di imporre sicuramente, perché il genitore può reagire alle imposizioni o arrabbiandosi, oppure chiudendosi in sé o rompendo proprio il rapporto. Certo. E altro consiglio da parte dei nostri papà, dei nostri nonni: cosa riuscire a percepire, cosa provare ad impegnarsi nel comprendere nel gesto dei propri figli? Cosa si potrebbe dire? È una cosa, giustamente, non è facile, come non è facile tutto questo non è sistema, facile. però ci si lavora sopra, insomma. Quindi cosa dire? Cosa fare in modo che fare? cosa devono sapere gli anziani, le persone che hanno bisogno di assistenza, nel poter comprendere quello che sta Poter succedendo? comprendere, devono sapere che comunque i figli ce la mettono tutta. Certo, È ok. che hanno magari i figli piccolini, Sì. hanno il lavoro stressante 12 ore al giorno, Certo. i suoceri, a volte ci sono anche i suoceri da aiutare, per cui Chiaro, è tutto un microcosmo che va gestito giustamente con la dovuta è attenzione. una continua corsa, quindi quando il figlio o la figlia sbotta, in qualche modo perde... Chiaro. Aumentano le spaccature, insomma, Sì, ma è all'interno proprio della famiglia. perché lo stress fa brutti scherzi. Certo, questa te la rubo, ma poi insomma alla fine è una cosa che si sa e risaputo. Carta e penna alla mano, come dico sempre, per ampliare questo argomento. Se avete queste lampadine accese sopra la testa, se preferite fare domande di vostro direttamente alla nostra professionista, abbiamo il numero di telefono di riferimento 320-6178-254, oppure se preferite una bella vetrina, tra virgolette, chiaramente www.giusilabarberapsicologa.it e il sito web ufficiale. Giusy, ti aspetto alla prossima, è stato un piacere parlare con te. Grazie, e ci vediamo Marco. presto, va bene? Va bene, ciao. E qui salutando cordialmente la mia gradita ospite, la psicologa Giusy Labarbera. Da Marco un grande abbraccio come sempre. Pensiamo e poi si agisce. Alla prossima, ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.